Pace a tutti, buonasera. Alleluia, alziamoci in piedi. Prima di cominciare facciamo un applauso fortissimo al nostro Signore Gesù Cristo. Alleluia. Alleluia. Lui è santo. Cantiamo lodi al Signore, esultiamo il Dio che ci salvò. Egli non noi che ci creò, si prostri ogni tribù e nazione. Al supremo Dio, lode, onore, ringraziamenti, sovranità, maestà e forza, al Dio che regna sopra i falsi dei, Yahweh. Cantiamo lodi al Signore. Vuol sentire la Chiesa? Esultiamo il Dio che ci salvò. Egli non noi che ci creò, si prostri ogni tribù e nazione. Ringraziamenti, sovranità, maestà e forza, al Dio che regna sopra i falsi dei, Yahweh. Lode, onore, ringraziamenti, sovranità, maestà e forza, al Dio che regna sopra i falsi dei, Yahweh. Esaltiamo Yahweh, 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 esaltiamo Yahweh. Sovranità, maestà e forza, al Dio che regna sopra i falsi dei, Yahweh. Lode, onore, ringraziamenti, sovranità, maestà e forza, al Dio che regna sopra i falsi dei, Yahweh. Voglio sentire la Chiesa, lode, onore, solo la Chiesa. Lode, onore, ringraziamenti, sovranità, maestà e forza, al Dio che regna sopra i falsi dei, Yahweh. Ancora una volta. Lode, onore, ringraziamenti, sovranità, maestà e forza, al Dio che regna sopra i falsi dei, Yahweh. Esaltiamo Yahweh, 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 esaltiamo Yahweh.
Esaltiamo il tuo nome, Gesù, adoriamo il tuo nome, ringraziamo il tuo nome, Gesù. Al tuo nome che è al di sopra di ogni altro nome, a te l'onore, la gloria, Signore. Signore, a te, Signore, la nostra adorazione questa sera. A te, Signore, questo momento di che noi ci raduniamo alla tua presenza. A te, Gesù, la nostra migliore danza, la nostra migliore voce. Signore, a te, Signore, la nostra migliore allegria, Signore. Che noi possiamo essere in un giorno e che noi possiamo versare su di te, Signore, la nostra allegria, Signore. Celebrare insieme a te, Gesù. Celebrare, Signore, perché un giorno il Signore ci ha liberato, un giorno il Signore ci ha salvato, Signore. E noi glorifichiamo e noi celebriamo il nostro Re. Noi celebriamo il tuo nome, Gesù. Noi celebriamo e ti chiediamo, Signore, versa il tuo Spirito Santo su questa chiesa. Versa la tua presenza su di noi. Brucia ancora un'altra volta nella tua chiesa. Brucia ancora un'altra volta nel nostro cuore. Vieni a trasformare, vieni a cambiare, vieni, Signore, ad agire in noi, Signore, che noi non possiamo rimanere, Signore, in disparte in ciò che il Signore sta facendo questa sera, che noi possiamo contemplare la tua presenza, che noi possiamo sentire la tua presenza, Padre, che noi possiamo muoverci, Signore, secondo la tua direzione, Padre. Sei venuto in questo luogo, Spirito Santo, muoviti in mezzo a noi, Padre. Muoviti in mezzo a noi, Signore. Alleluia, vogliamo la tua presenza. E tutti noi, con i nostri volti scoperti, riflettendo come in uno specchio la gloria del Padre. Siamo trasformati, siamo trasformati, siamo trasformati di gloria in gloria. Tutti noi, con i nostri volti scoperti, riflettendo come in uno specchio la gloria del Padre. Siamo trasformati, siamo trasformati, siamo trasformati. Gloria in gloria. Noi contempliamo il Re, contempliamo il tuo volto, vogliamo più della tua gloria in questa casa. Noi contempliamo il Re, contempliamo il tuo volto, vogliamo più della tua gloria in questa casa.
riempi questa casa. Versa il tuo spirito, imbrucia in noi. Nella via Coda 92, versa il tuo spirito, imbrucia in noi. Nella via Coda 92, versa il tuo spirito, imbrucia in noi. Nella via Coda 92, versa il tuo spirito, imbrucia in noi. Nella via Coda 92, versa il tuo spirito. Contempliamo il Re, contempliamo il tuo volto. Vogliamo più della tua gloria, riempi questa casa. Contempliamo il Re, contempliamo il tuo volto. Vogliamo più della tua gloria, riempi questa casa. Tu puoi dichiarare questo, noi contempliamo. Noi contempliamo il Re, Contempliamo il tuo volto. Vogliamo più della tua gloria, riempi questa casa. Ancora una volta. Noi contempliamo il Re, contempliamo il tuo volto. Vogliamo più della tua gloria, riempi questa casa. Andiamo ancora così. Noi contempliamo il Re, contempliamo il tuo volto. Vogliamo più della tua gloria, riempi questa casa. Dichiariamo nella via Chioda. Nella via Chioda 92, versa il tuo spirito, che brucia in noi. Nella via Chioda 92, versa il tuo spirito, che brucia in noi. Nella via Chioda 92, versa il tuo spirito, che brucia in noi. Nella via Chioda 92, versa il tuo spirito, che brucia in noi. Noi contempliamo il Re, Contempliamo il tuo volto. Vogliamo più della tua gloria, riempi questa casa.
sguardo, io sono tuo. Vicino a te, il tuo sguardo, io sono tuo, io sono vicino a te, vicino a te.
Io ho ancora fame, c'è ancora della legna, vieni a bruciare. bruci noi, io ho ancora fame, noi abbiamo fame, fame di te. Io ho ancora fame, C'è ancora della legna, vieni a bruciare. Io ho ancora fame, c'è ancora della legna, vieni a bruciare, vieni a bruciare. Io ho ancora fame, c'è ancora della legna, vieni a bruciare. Oh, io ho ancora fame di te, ho ancora fame. c'è ancora della legna, Vieni a sono i sacerdoti, cantiamo insieme noi che siamo sacerdoti, la fiamma non si spegnerà, non si spegnerà. noi che siamo sacerdoti, la fiamma non si spegnerà. Noi siamo sacerdoti, noi che siamo Sacerdoti, la fiamma non si spegnerà. noi che siamo sacerdoti, la fiamma che la terra trema davanti alla maestà di Gesù, e ruggisca il leone, che la terra trema davanti alla maestà di Gesù, e ruggisca il leone, e la terra davanti alla ruggisca il leone, che la terra davanti alla di Gesù, che ruggisca il leone, che la terra davanti alla maestà di Gesù, che ruggisca il leone, La terra trema davanti alla maestà di Gesù. ruggisca il leone, ruggisca il leone, La terra trema davanti alla maestà di Gesù. che la terra trema. La terra trema. Abbiamo fame di te, Signore, abbiamo fame di te. Tu sei il pane della vita, il pane della vita. Abbiamo fame di te, e fame di te. Fame di te, tanta fame di te. Oh.
Come nella Pentecoste, Signore. Riempimi di nuovo. Spirito, il Spirito. Che desce. Vem como, vem como, vem como, vem como. Riempi la tua chiesa, riempi la tua chiesa, brucia in noi, brucia in noi, brucia in noi. Col tuo fuoco nei nostri cuori, Signore, nei nostri cuori, dentro di noi cambia ogni cosa. Vogliamo essere casa tua. Spirito, Spirito, che desci con fuoco, come Pentecoste. Riempimi di nuovo, Spirito. Come quel giorno di Pentecoste. Fino a oggi lo Spirito Santo può fare cose incredibili nelle nostre vite. Anche oggi lo Spirito Santo continua battezzando, anche oggi lo Spirito Santo continua rinnovando, anche oggi lo Spirito Santo continua curando. E quello che la parola ci insegna è ricercare lo Spirito, ricercare il riempimento dello Spirito. Noi dobbiamo essere questa chiesa che non si ferma a un culto di sabato, non si ferma a ascoltare una parola o a innalzare una lode, ma quella chiesa che ricerca con tutto il suo cuore lo Spirito Santo di Dio, questo fuoco che cambia le nostre vite per sempre. Desideriamo questo fuoco. Desideriamo questo Spirito, desideriamo questo battesimo, desideriamo il rivestimento di doni, desideriamo la potenza dall'alto per imporre mani, desideriamo la potenza dall'alto per portare guarigioni, per fare miracoli, per parlare profezie nel nome di Dio. Desideriamo più potenza dall'alto. Dio vuole versare su di noi una benedizione così grande che non sappiamo neanche come faccia ad abitare nel nostro corpo il suo Spirito, la pienezza di Dio in noi. Chiesa, desideriamo questo. Io voglio invitarti a cantare ancora questa lode. Se non capisci il portoghese, cerca di comunque arrivare in spirito a Dio, dichiarando: Dio, io voglio più di te. Io desidero più di te, io desidero questo fuoco, io desidero vivere e non soltanto vivere ma abitare nel sovrannaturale. Io desidero compiere quei miracoli che tu hai detto, quando ci hai promesso che faremo cose ancora maggiori di quelle che tu hai fatto. Io desidero fare questo e ancora di più. Tu sei il Dio dell'infinitamente più e io desidero questo. Quanti desiderano vivere il sovrannaturale di Dio? Quanti desiderano essere gli autori del sovrannaturale di Dio? Oggi cantiamo insieme, ma cantiamo con un clamore a Dio. Dio, battezzaci col tuo Spirito. Dio, riempici col tuo fuoco.
Dio, prendi una brace dal tuo altare e tocca la nostra bocca. Dacci potenza per portare la tua parola. Dacci unzione per pregare. Dacci potenza per imporre le nostre mani. Dacci potenza. In Apocalisse al capitolo 3 noi vediamo che Gesù detta una lettera per la chiesa di Laodicea, e a questa chiesa Gesù dice delle parole molto forti ma molto chiare. Tu non sei né fredda né calda, per questo motivo io ti vomiterò, io ti rifiuterò. Gesù, Dio, non vuole una chiesa fredda e non vuole una chiesa tiepida. La chiesa che Gesù ha ideato quel giorno in cui ha detto: Pietro, tu sei Pietro, su questa pietra io fonderò la mia chiesa e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Non è una chiesa fredda e non è una chiesa tiepida. Non è una chiesa che resta seduta al suo posto, non è una chiesa di ascoltatori della parola, non è una chiesa di consumatori di benedizioni. La chiesa che Gesù ha ideato è una chiesa fervente, è una chiesa calda, è una chiesa piena di fuoco, è una chiesa che salta alla presenza di Dio, è una chiesa che brucia del suo spirito, è una chiesa gioiosa, è una chiesa che si rallegra delle meravigliose benedizioni che Dio giorno dopo giorno versa su di lei. La chiesa che Gesù ha ideato è una chiesa allegra, è una chiesa felice, è una chiesa di potenza. Questa è la chiesa che Gesù vuole. Questa è la chiesa che noi dobbiamo essere qua per essere una chiesa gradita a Dio, una chiesa che adora Dio con gioia, con allegria, una chiesa che alza le sue mani, una chiesa che non si vergogna di quello che succede al proprio lato, che non si vergogna del fratello, della sorella, anche del marito, della moglie. No, una chiesa che salta alla presenza del Signore, una chiesa che non ha paura di girarsi verso il fratello e di dire: Dio ti benedica, Dio ha benedizioni, ti esorto, tirati su,
Questa è la chiesa che Dio vuole, una chiesa viva, una chiesa fervente, una chiesa ripiena, che brucia del suo spirito. Noi siamo questa chiesa. Noi siamo questa chiesa. Tu ti senti parte attiva di una chiesa che brucia per Gesù. Tu ti senti parte attiva, tu sei quella persona che durante le lodi non riesce a stare fermo, ma che vorrebbe rompere il mondo per Gesù, perché sente la potenza dello Spirito Santo. Tu sei parte di quella chiesa e tu sei parte attiva, proprio tu sei quella persona che esce dalla chiesa rinvigorito per fare cose grandiose su questa terra, perché capisci che questa generazione ha bisogno di questo fuoco, di questo spirito, di conoscere questo Gesù che cura, che libera, che compie miracoli, ma soprattutto che salva vite. Sei parte di questa chiesa, sei parte attiva, tu porti questo. Fratelli, questa è la chiesa che vuole Gesù. Qualsiasi altra chiesa non è una chiesa gradita a Dio, perché Dio non vuole una chiesa fredda e non vuole una chiesa tiepida. Dio vuole una chiesa calda, che brucia per il suo fuoco, una chiesa che desidera di più di Lui, che desidera di più di Lui. E noi dobbiamo essere questa chiesa. Dobbiamo essere questa chiesa, perché se non siamo questa chiesa, siamo lontani da quello che era il piano di Dio. Quando è innalzato su quella pietra, ha detto: su questa pietra, su di me, io, il capo della chiesa, fonderò la mia chiesa. E le porte dell'Ades non potranno fare niente contro di lei, perché sarà una chiesa calda. Una chiesa piena del fuoco, una chiesa piena di spirito, una chiesa sul quale il fuoco continuerà a bruciare e non si spegnerà mai. Questa è la chiesa di Cristo. Noi siamo questa chiesa. E voglio invitarti un'ultima volta ad alzarti in piedi, tu che sei seduto, perché Dio vuole una chiesa attiva, una chiesa piena di fuoco, una chiesa viva. Se si può cambiare un po' la set list del giorno, possiamo rimettere quella canzone che abbiamo fatto prima, noi che siamo sacerdoti, il fuoco non si spegnerà. E voglio invitare tutta la chiesa a cantare con gioia, con potenza questa lode. Se puoi saltare, salta. Se puoi girarti e benedire qualcuno finché cantiamo, fallo. Dio vuole una chiesa viva, non vuole una chiesa che viene qua in via Chioda 92, come abbiamo cantato prima, ad ascoltare questo gruppo di lode che è meraviglioso. Ma non è questo il proposito della chiesa di Gesù. Il proposito della chiesa di Gesù è che noi possiamo essere ferventi, brucianti del suo spirito. Allora io credo, ho certezza che Gesù ci sta guardando in questo momento. Anzi, io ho certezza che Gesù sia qua. E quello che adesso possiamo fare è far vedere a Gesù che qua c'è una chiesa che rispetta la sua volontà, che qua c'è una chiesa che fa la sua volontà, ovvero una chiesa calda, una chiesa piena di spirito, una chiesa che desidera di più di Lui, una chiesa che desidera di più del suo spirito, di più della sua parola, una chiesa che desidera di più della sua presenza. Lodiamo il Signore con gioia, con potenza, con impegno. C'è ancora della legna, vieni a bruciare, vieni a bruciare. Io c'è ancora della legna, vieni a bruciare, vieni a bruciare. Io ancora fame, c'è
vieni vieni, io ho ancora fame. Io ho ancora fame, c'è ancora della legna. Vieni, 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 Vieni a bruciare. io ho ancora fame, c'è ancora della legna. Vieni a sono i sacerdoti, noi che siamo sacerdoti, la fiamma non si spegnerà, noi che siamo sacerdoti, la fiamma non si spegnerà, noi che siamo sacerdoti, noi che siamo sacerdoti, la fiamma non si spegnerà, siamo i tuoi sacerdoti, Signore, noi che siamo sacerdoti, la fiamma non si più forte che poi, all'ultima volta più forte che poi, noi che siamo non si spegnerà, la fiamma non si spegnerà, e noi che siamo la fiamma non si spegnerà, non si spegnerà, noi che siamo la fiamma non si spegnerà. Amen. Questa è la chiesa che piace a Dio, una chiesa viva, una chiesa forte, una chiesa piena del suo spirito e che ricerca ancora di più di quello che Dio può e vuole darci. Amen. Sia glorificato il nome del nostro Signore Gesù, perché Lui è qua presente in mezzo a noi, è vivo, è reale, si sta facendo presente questa sera. Amen. Possiamo accendere le luci, adesso vi potete sedere. Adesso ci rialziamo e cantiamo ancora. Avvisi della giornata, primo avviso di oggi. Uomini B-Braze! Dai, dopo queste lodi lo facciamo più forte. Uomini B-Braze! Amen. Domenica prossima, non domani, domenica prossima alle 9 di mattina, tutti gli uomini venite qua, sarà una mattinata meravigliosa, la presenza di Dio, una parola per noi, un tempo di comunione per noi. Non dimenticate, attenzione, messaggio per le mogli degli uomini o anche per le mamme, non dimenticate di fare qualcosa da mangiare, perché non so se i vostri mariti porteranno qualcosa da mangiare, quindi mogli, fate qualcosa da mangiare, così dopo facciamo una bella colazione qua insieme, va bene? Facciamo una colazione, un tempo insieme. Questo sarà il nostro B-Brazer 31 maggio alle ore 9 qua in chiesa. Prossimo avviso: discepolato per il battesimo.
Ancora per questa settimana sono aperte le iscrizioni, cominceremo il discepolato nella prima settimana di giugno, quindi chi già si è iscritto lo sa. Se qualcuno ancora vuole iscriversi al discepolato per il battesimo, che come abbiamo già detto in passato, non per forza chi fa il discepolato poi si battezzerà, quindi se magari qualcuno semplicemente vuole capire meglio che cos'è il battesimo, conoscere di più a proposito di questo tema fondamentale della fede cristiana, può partecipare al discepolato. Sono 4 lezioni che facciamo su Zoom, quindi sceglieremo anche un giorno che possa andare bene un po' a tutti per poter fare queste lezioni e dopo ovviamente faremo i battesimi per chi deciderà di consegnare in questo modo la sua vita a Gesù. Prossimo avviso. Amém. Amém. Voglio dare io questo avviso. Il 14 giugno c'è il nostro Be Brave. Amém. Sarà una cena, sarà un tempo tra donne, sapete già come funziona, perché poi a luglio e a agosto saremo in ferie, perché tante persone vanno in ferie, e quindi abbiamo messo nel link, nel gruppo delle donne, c'è il link per iscriversi per la cena. Quindi è obbligatorio iscriversi perché dobbiamo sapere quante donne ci sono. Potete invitare le vostre vicine, però iscrivete loro nel link per partecipare. Sono sicura che sarà bellissimo, però abbiamo bisogno che è gratuito, non si paga, però abbiamo bisogno della vostra iscrizione. Amen? Ok? Amen. Allora, gente, non è aperta l'iscrizione, non ci sta vendendo l'iscrizione, però siccome quest'anno tutte le donne non ci riescono a prendere giorni liberi, alcuni non sono riuscite ad andare, quando abbiamo effettuato il pagamento di questo rifugio abbiamo già preso la data del prossimo rifugio, apriremo iscrizioni ad agosto, metà agosto, fine agosto, però segnatevi questa data da 22 al 24. Lasciate liberi questi 3 giorni, prendete 3 giorni di ferie in meno, perché così riuscite ad stare tutti i 3 giorni. Quest'anno faremo così, le persone che faranno i 3 giorni si iscriveranno per prima, perché sennò dopo chi arriva il giorno seguente rimane un letto libero e alcune donne sono rimaste fuori di questa volta. Eravamo alla fine di tutto 53 donne e nella casa ci sta 48. E quindi abbiamo fatto un rotaggio, alcune 2-3 persone hanno venuto solo di giorno perché non c'era più posto per dormire la sera, e quindi prendete questi giorni liberi dal 22 al 24 ottobre, che così noi sappiamo già, voi sapete già che questi giorni c'è il rifugio e quindi potete stare tutti e 3 giorni lì con noi. Amen? In casa, questo mercoledì ci sono gli in casa, abbiamo già avvisato, mi sembra, due settimane fa, però questo in casa sarà l'ultimo in casa per questa stagione, quindi faremo quest'ultimo in casa, sarà più una festa nei vostri in casa, un ritrovo di comunione tra di voi, poi per alcuni mesi dell'estate ci fermiamo e dopo ricominceremo verso fine estate, ancora la data è da decidere, abbiamo da sistemare alcune cose, probabilmente ripartiremo anche con dei nuovi in casa, in delle nuove zone, quindi sarà un tempo di sistemazione tra noi, il leader delle varie zone, poi ricominceremo alla fine dell'estate. Ok, ma non mancate questo mercoledì nei vostri in casa, sarà un tempo meraviglioso come sempre. Amen? Abbiamo finito? Finiti gli avvisi? Finiti gli avvisi. Allora ci rialziamo in piedi così cantiamo ancora? No, scherzo. Ma ci rialziamo in piedi, sì dai, ci rialziamo così preghiamo, così facciamo un po' di attività. Sta arrivando il caldo, eh? Tutto va bene. Vi fate alzare per fare una preghiera, no? Per pregare per le decime, per le offerte. Tu che hai portato la tua offerta oggi, in questo momento sei benvenuto a consegnarla. Ci sarà qua la scatolina delle offerte, sempre là dietro potrai fare l'offerta con la carta, col bancomat. E quello per cui preghiamo oggi, come sempre, è che tutto ciò che entra
attraverso queste offerte possa essere usato al meglio per l'opera di Dio. Noi siamo qua per fare l'opera di Dio, e quindi che ogni offerta, che ogni decima, quello che Dio ha messo nel nostro cuore in questi primi minuti del culto, di portare come offerta alla sua casa, possa essere usato al meglio per la sua opera, perché veramente noi desideriamo che questa città e ancora di più conoscano il nome di Cristo, e sappiamo che anche attraverso la parte economica noi possiamo riuscire a raggiungere più persone. Quindi che Dio possa benedire queste offerte, preghiamo per questo. Signore Gesù, in questo momento porteremo a te le nostre decime, le nostre offerte, ciò che tu hai messo nel nostro cuore di portare alla tua casa, che sia qualcosa che abbiamo preparato già a casa, che sia qualcosa che durante i primi minuti di questo adorarti tu hai messo nel nostro cuore di portare. Ti chiediamo, Signore, che possano essere benedette e consacrate a te, affinché non salgano a te come delle semplici monete, ma che salgano a te come una forma di adorazione. E ti crediamo, Signore, che attraverso queste offerte questa Chiesa possa diventare una Chiesa ancora più rilevante, non per la nostra gloria, ma per la tua gloria, per raggiungere più anime possibile. Questo è quello che ti chiediamo, ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen.
chiamo il tuo spirito, la tua presenza in mezzo a noi, adesso per ricevere una parola che possa venire unicamente da te. E che questa parola, Signore, possa mettere un seme nel nostro cuore, un seme che germogli, un seme che fruttifichi, e che attraverso questo, Signore, tu possa compiere la tua volontà in noi e attraverso di noi. Per questo io ti prego, Signore, sii glorificato per mezzo di questo momento e cambia la nostra vita nel nome di Gesù. Amen. Lettera dell'Apostolo Paolo ai Colossesi, capitolo 1. Colossesi, capitolo 1, leggerò gli ultimi versetti di questo capitolo. Dal versetto 24 fino alla fine, il versetto 29, dice così: ora sono lieto di soffrire per voi, e quel che manca alle afflizioni di Cristo lo compio nella mia carne a favore del suo corpo, che è la Chiesa. Di questa io sono diventato servitore, secondo l'incarico che Dio mi ha dato per voi di annunciare nella sua totalità la parola di Dio, cioè il mistero che è stato nascosto per tutti i secoli e per tutte le generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi. Dio ha voluto far loro conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero tra gli stranieri, cioè Cristo in voi, la speranza della gloria che noi proclamiamo, esortando ciascun uomo e ciascun uomo istruendo in ogni sapienza, affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo. A questo fine mi affatico, combattendo con la sua forza che agisce in me con potenza. Amen? Fino a qua. 2 settimane fa, per chi si ricorda, per chi c'era o per chi ha guardato su internet, ho portato una parola che si intitolava Un'altra chance, nella quale parlavo un po' della necessità che noi dobbiamo avere di ricostruire il Tempio dello Spirito Santo che abita dentro di noi. E il messaggio di oggi è in qualche modo, non è una continuazione in realtà, ma è in qualche modo collegato a questa parola. In realtà io questa sera non dovevo essere qui. Una settimana e mezzo fa circa sono stato invitato da un'altra chiesa per ministrare a un loro evento che doveva essere questa sera. È un evento fuori dal Veneto, quindi non sarei riuscito ad arrivare in tempo qua in chiesa. E la parola, il tema che avrei dovuto ministrare è la nostra missione, è qualcosa riguardante la nostra missione come cristiani, la missione che tutti quanti noi abbiamo come cristiani. Soltanto che nel corso di quest'ultima settimana e mezzo, proprio da quando mi hanno chiamato, io inizialmente ho detto di sì. Per me era una bellissima opportunità, ero molto felice di poter condividere qualcosa, edificare in qualche modo il corpo di Cristo anche al di fuori della nostra Chiesa. Ma nel corso di quest'ultima settimana e mezzo sono successe alcune cose, alcune situazioni, alcune più semplici, alcune più gravi, per cui questa sera io non me la sono sentito di non essere qua. E ogni volta che pensavo, ma cosa faccio, vado là o resto qua? Mi veniva in mente il tema della predica che avrei dovuto predicare in questo evento, la mia missione. E più pensavo al tema della predica, più dicevo, caspita,
io non posso andare via in questa situazione, io non posso lasciare qua la mia famiglia, non posso non essere in chiesa, perché qua è la mia missione, nella mia famiglia è la mia missione, con mia moglie è la mia missione, con i miei figli è la mia missione, con la chiesa di cui io faccio parte, la mia chiesa locale, la B-Church, qua è la mia missione. Questo non vuol dire che sia sbagliato andare a edificare al di fuori di questa chiesa, ma se c'è una situazione difficile io devo essere qua presente. E per questo motivo oggi ho deciso di essere qua, proprio per il tema di questa parola che avrei dovuto portare sulla nostra missione e di cui oggi in realtà anche parlerò, la mia missione, la tua missione, la nostra missione. Il tema missione è un tema che a me sta molto a cuore. Penso che sia il tema che più di tutti predico in chiesa, la responsabilità che noi abbiamo, la chiamata che noi abbiamo. E la parola di questa sera è una parola per tutti i cristiani, come si dice, vocazionati, tutti i cristiani che hanno ricevuto una vocazione. Ci sono questa sera cristiani vocazionati in chiesa? Vedo pochi, ma c'è Rodrigo che è vocazionato, Etto è vocazionato, Fabio, Sandra, Flavio è vocazionato, a Giose è vocazionata, qualcun altro è vocazionato o no? Elisi, anche là c'è una famiglia intera di vocazionati. Fratelli, tutti quanti noi siamo vocazionati. Penso che sono stufo di ripetere 2 Timoteo 1,9. Dio ci ha salvato e... Grazie Sandra. Dio ci ha salvato e... Ti è rivolto una santa chiamata. No, vai più forte, che tutti ti sentano. Dio ci ha salvato e... Ti è rivolto una santa chiamata. Grazie. Non si è capito, puoi dirlo tu. Dio ci ha salvato e... Ci ha rivolto una santa chiamata. Di nuovo? Ci ha rivolto una santa chiamata. Dio ci ha salvato e ci ha rivolto una santa chiamata. Dio ci ha salvato e... non si falar italiano. Dio ci ha salvato e ci ha rivolto una santa chiamata. Tutti quanti noi siamo chiamati, tutti quanti noi che siamo stati un tempo salvati da Dio, siamo stati chiamati da Lui, siamo stati vocazionati da Lui. Tutti noi abbiamo una chiamata sulle nostre vite, tutti noi abbiamo una missione. C'è una predicazione che predico ogni anno, quest'anno l'ho già predicata, quindi non posso ripredicarla, in cui parlo molto di questo tema, ma in realtà oggi non sarà troppo diverso. Oggi voglio parlare, partendo da questo testo che abbiamo letto, di qualcosa che riguarda la nostra missione. Oggi andremo a vedere alcuni punti della nostra missione, ovvero cosa comporta la nostra missione, dove si svolge la nostra missione, cos'è la nostra missione e infine come compiere la nostra missione. E attraverso questi versetti che abbiamo letto andremo a vedere tutte queste cose. Cosa comporta la nostra missione? Versetto 24, il primo che abbiamo letto. Ora sono lieto di soffrire per voi. E quel che manca alle afflizioni di Cristo lo compio nella mia carne a favore del suo corpo, che è la Chiesa. Fratelli, qualcosa per cui tutti quanti, anche quelli che sono dietro la cassa che non vedo sempre, tutti quanti noi che abbiamo una chiamata, tutti quanti noi che siamo vocazionati, passeremo, sono sofferenze. È impossibile che qualcuno che compia la volontà di Dio non passi per sofferenze. Paolo lascia questo molto chiaro in questo versetto, ma lo lascia ancora più chiaro quando scrive a Timoteo: chiunque voglia vivere pienamente in Cristo Gesù passa per persecuzioni. È una certezza questa. Chiunque voglia vivere pienamente in Cristo Gesù, e quindi chiunque voglia fare pienamente la sua opera, la sua missione, chiunque voglia vivere pienamente Cristo passerà per sofferenze. Gesù stesso è il primo esempio di questo. Gesù è passato per tantissime sofferenze fisiche, è stato
torturato, picchiato, frustato, gli hanno messo chiodi alle mani, ai piedi, è stato crocifisso, ma non solo sofferenze fisiche. Gesù è passato per rifiuto. Gesù è passato per rifiuto, le persone lo hanno rifiutato. In Giovanni al capitolo 1 c'è scritto che Gesù, il Verbo, si è fatto carne, è venuto in mezzo a noi, ma i suoi non lo hanno ricevuto. È stato rifiutato dal suo popolo, dal popolo di Israele. Nei Vangeli scopriamo che Gesù è stato rifiutato dalle persone della sua città, dalle persone che lo hanno visto crescere, gli abitanti di Nazareth. È stato rifiutato da loro, è stato rifiutato dalla sua stessa famiglia. C'è scritto che i suoi fratelli non credevano in lui all'inizio del suo ministero. Gesù è stato rifiutato, Gesù è stato abbandonato, Gesù è stato deluso dai suoi apostoli. Perdiamo il conto delle volte che gli apostoli hanno deluso Gesù. Gesù è stato tradito. E così come Gesù, lo stesso Paolo è passato per dolori fisici, persecuzione, lapidazione, frustate, prigione, tutto il resto. Ma anche lui è passato per abbandono, è passato per tradimento, è passato per disillusione. E così tutti coloro che vogliono vivere pienamente in Cristo Gesù passeranno per sofferenze. E non serve andare a vedere i tempi biblici, basta guardare quello che è successo negli ultimi anni. Abbiamo tantissime testimonianze di grandi uomini di Dio che hanno fatto la differenza in Europa e nel mondo, passando per sofferenze. C'è la storia di un pastore tedesco, non il cane, un pastore evangelico della Germania durante la seconda guerra mondiale. I nazisti non perseguitavano troppo la Chiesa, però la Chiesa doveva sottostare alle ideologie naziste e questo pastore non voleva sottostare a queste ideologie e così i nazisti lo hanno preso, lo hanno torturato e nel 1945 lo hanno impiccato. C'è la storia di quel pastore della Romania che ha fatto una chiesa sotterranea durante il periodo del comunismo per riuscire a fare dei culti, perché il comunismo non lo permetteva. E quando lo hanno trovato, lo hanno torturato, lo hanno imprigionato per 14 anni. Ci sono tante storie meravigliose di grandi uomini, donne di Dio, non solo ai tempi biblici, ma anche ai tempi molto più recenti, che hanno fatto la differenza, ma tutti quanti loro sono passati per sofferenze. E se noi vogliamo vivere pienamente in Cristo Gesù, è certo che prima o poi noi passeremo per sofferenze. Non è un obbligo passare per sofferenze. Non è che noi ci sono delle dottrine o teologie di pensiero che dicono che i cristiani devono soffrire. Allora magari impongono di vivere nella povertà, di vestirsi in modo semplice. Ci sono teologie di pensiero che promuovono l'autoflagellazione per espiare determinati peccati. Prendete la frusta e fatevi del male da soli. Non è questo quello che la Bibbia ci insegna. Non dobbiamo per forza soffrire, ma è una conseguenza di chiunque voglia vivere pienamente in Cristo Gesù. E fratelli, il Vangelo, prima di tutto, è il Vangelo della salvezza. Il Vangelo è il Vangelo della vittoria. Il Vangelo è il Vangelo della prosperità, della benedizione, senza dubbio. Ma insieme a tutte queste cose, il Vangelo è anche il Vangelo della croce. Non si può pretendere la salvezza che viene dal Vangelo senza la croce che viene dal Vangelo. Non si può pretendere la benedizione che viene dal Vangelo senza la salita al Calvario che viene dal Vangelo. Non si può. Bisogna prendere il pacchetto completo. E quindi, chi lo sa, forse alcuni di noi oggi stanno passando per una delusione con qualcuno, forse stanno passando per abbandono, per tradimento, per rifiuto. Posso dirti una buona notizia. Forse sei sulla strada giusta. Perché chiunque voglia vivere pienamente in Cristo Gesù passerà per sofferenza. Però guardate Paolo cosa dice in tutto questo. Dice: io sono lieto di soffrire per voi.
io sono felice di soffrire per voi, io sono felice di passare per queste sofferenze. Perché? Perché io so che se sto passando per una sofferenza è perché sono sulla strada giusta. Io so che se sto passando per una delusione è perché sto facendo l'opera di Dio. Io so che se sto vivendo la tribolazione è perché sto compiendo l'opera di Dio, e Gesù me l'aveva già detto: nel mondo io avrò tribolazione. Facendo l'opera di Gesù io avrò tribolazione. Facendo l'opera di Gesù io avrò persecuzione. Facendo l'opera di Gesù io avrò sofferenza. Però in mezzo a queste sofferenze noi possiamo rallegrarci, perché quando passeremo per abbandono, quando passeremo per difficoltà, quando passeremo per tradimenti, per rifiuti, quando dovremo avere a che fare con persone che non ci vogliono, noi lì sapremo che stiamo facendo l'opera di Dio. Chiunque voglia vivere pienamente in Cristo Gesù passa per persecuzioni, passa per sofferenze, passa per difficoltà, ma rallegriamoci, perché se stiamo passando per queste vuol dire che siamo sulla strada giusta. Amen. Dove si svolge la nostra missione? Ora sono lieto di soffrire per voi, e quel che manca è le afflizioni di Cristo, lo compio nella mia carne a favore del suo corpo che è la Chiesa. Di questa io sono diventato servitore. Se noi intendiamo che abbiamo una vocazione, che abbiamo una chiamata, che abbiamo una missione, noi dobbiamo sapere due cose. Prima cosa, noi facciamo parte della Chiesa di Cristo. E quando dico questo parlo della Chiesa universale, non quella denominazione che c'è in Brasile. La Chiesa universale, la Chiesa mondiale di Cristo, di tutti i cristiani vocazionati del mondo. Noi cristiani facciamo parte di questa grandissima Chiesa. Ma dobbiamo anche capire una cosa, che noi non possiamo vivere pienamente l'essere Chiesa facendo parte di questa grandissima Chiesa, perché ci sono alcune dinamiche comunitarie, congregazionali, che noi possiamo vivere soltanto in una Chiesa locale, in una Chiesa come questa, come la Bichurch o come altre chiese che ci sono in giro per il mondo. Ci sono alcune cose che noi possiamo vivere soltanto all'interno di una Chiesa. E ad esempio quella benedizione che c'è là dietro, quel miracolo che c'è là dietro, quella spesa che in 5 ore di tempo abbiamo raccolto attraverso l'aiuto di tutti quanti voi. Questa è una benedizione che si può vivere attraverso una Chiesa locale. Una famiglia è in difficoltà, la Chiesa si è unita, abbiamo procurato una spesa, domani sarà portata a questa famiglia sarà benedetta attraverso la Chiesa locale. Ci sono benedizioni di esortazione, di insegnamenti, di aiuto, di consiglio che non possiamo vivere nella Chiesa universale di Gesù, ma che possiamo vivere nella Chiesa locale, nella nostra Chiesa. E per questo è fondamentale che ogni cristiano partecipi a una Chiesa, perché in una Chiesa noi possiamo ricevere cose meravigliose, benedizioni meravigliose, ma ogni cristiano che ha una missione deve capire che nella Chiesa non soltanto si riceve, ancora di più si serve. Nella Chiesa noi serviamo. Dove compiamo la nostra missione? Nella Chiesa e attraverso la Chiesa, perché è nella Chiesa che noi possiamo servirci gli uni gli altri. No, ma io non servo gli uomini, io servo Dio. Io non voglio servire gli uomini, non voglio servire le persone, io voglio servire Dio. Ma in che modo serviamo Dio? Matteo capitolo 25, Gesù dice: ogni volta che voi farete questa piccola cosa, questa cosa è il più piccolo dei miei fratelli, è il più piccolo dei miei figli, in realtà la state facendo a me. In che modo possiamo servire Dio? Servendo il prossimo, servendo gli altri. Ah, ma servire gli uomini è religiosità. Va bene, è vero, è religiosità. Lo dice l'Apostolo Giacomo nella sua lettera. La religione pura, semplice, davanti a Dio è servire gli orfani, servire le vedove, servire i necessitati e conservarsi puri da questo mondo. Quindi buono. Vogliamo essere una chiesa di religiosi? Sì, vogliamo essere una chiesa di religiosi se la religiosità significa servirci gli uni gli altri, perché servendo gli uni gli altri noi staremo servendo Dio.
Gesù ci ha insegnato questo per primo. Marco 10,45, il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita come prezzo per il riscatto di molti. Gesù ci ha insegnato questo in Giovanni 13, quando ha preso tutti i suoi apostoli, li ha messi a tavola prima dell'ultima cena, gli ha detto: toglietevi le scarpe che adesso io vi lavo i piedi. E dopo che gli ha lavato i piedi, gli ha detto: io che sono il Signore, io che sono il Maestro, ho lavato i piedi a voi. Sapete cosa vuol dire? Che adesso voi dovete lavarvi i piedi gli uni agli altri. Cosa significa questo? Che nella Chiesa non c'è un padrone e un servo, ma che tutti siamo servi gli uni degli altri. Io lavo i piedi a te, tu lavi i piedi a me. Nella Chiesa noi possiamo compiere la nostra missione, perché qua noi possiamo servirci a vicenda. Noi possiamo ricevere qualcosa, ricevere benedizioni materiali, benedizioni spirituali, benedizioni emotive, ma ancora di più, noi possiamo servire gli altri e dobbiamo servire gli altri. È qua che noi compiamo la nostra missione. C'è una parabola meravigliosa che io fino a un po' di tempo fa non avevo compreso molto bene, non so voi, forse siete stati più svegli di me. È la parabola delle 10 vergini. In cui ci sono queste 10 vergini che devono aspettare lo sposo. 5 sono 10 vergini furbe, avvedute, sveglie, intelligenti. 5 sono stolte, non sono molto furbe. E quelle furbe hanno portato la loro lampada con olio extra, no? Quando finiva l'olio mettevano olio in più e la lampada sarebbe stata sempre accesa. Le 5 vergini stolte, sciocche, non hanno portato l'olio. Quando è arrivato lo sposo di notte, le 5 vergini furbe che avevano l'olio, avevano la lampada accesa, sono entrate con lo sposo e le altre 5 no. Ma io anni fa avevo inteso questa parabola in un modo molto sbagliato, ovvero che le 10 vergini sarebbero state le 10 mogli dello sposo. Ma se pensiamo che lo sposo è Gesù all'interno della parabola, a dirla così adesso risulta anche un po' da ridere, no? Cioè Gesù, poligamia, 10 mogli, non sarebbe neanche tanto bello, no? Ma io l'avevo sempre intesa in questo modo, finché non ho capito il vero senso della parabola. Secondo la tradizione dei giudei, le 10 vergini, queste vergini erano le persone che dovevano preparare la sposa. E la sposa di Cristo non sono le 10 vergini, ma è la Chiesa. E quindi queste 10 vergini dovevano essere lì pronte per andare a preparare la sposa. La sposa è la Chiesa. Le 10 vergini siamo noi. Noi dobbiamo preparare la sposa. Noi dobbiamo preparare la Chiesa. Noi dobbiamo servire la Chiesa. Questo è quello che noi dobbiamo fare qua, che noi possiamo compiere la nostra missione. E forse tu mi dirai: io non ho tempo per servire la Chiesa, io lavoro troppo, io sono troppo impegnato. Stiamo parlando dell'Apostolo Paolo in questi versetti. L'Apostolo Paolo non è che quando andava a fare i suoi viaggi missionari andava sulla crociera, no? Viaggiava in aereo, in prima classe della Dubai Airlines. Paolo faceva i suoi viaggi con fatica. Spesso quando arrivava nei posti in cui fondava una chiesa, Paolo lavorava. Paolo faceva le tende, era un costruttore di tende, ricamava. Paolo lavorava spesso finché faceva l'opera di Dio. Paolo ha scritto la maggior parte delle sue lettere da dentro una prigione. Tu mi dirai: in prigione aveva tanto tempo per scrivere le lettere. Ho capito, ma era in prigione. Chi è che in prigione magari c'ha voglia di scrivere delle lettere teologiche così? Se Paolo, io mi chiedo fino ad oggi, non ho la certezza teologica, se da lassù, chi non è più con noi oggi, se da lassù può vedere cosa sta succedendo qua, non ne sono sicuro. C'è chi dice di sì, c'è chi dice di no, non lo so. Ma se Paolo potesse vedere che noi abbiamo i telefoni, che noi abbiamo i tablet, che noi abbiamo i computer e che potremo raggiungere l'altra parte del mondo con un messaggio in un secondo, con una telefonata in un secondo, quando lui doveva stare lì a scrivere una lettera da una prigione per poi mandarla dall'altra parte dell'Europa e chissà se sarebbe arrivata in quanto tempo. Penso che Paolo, quando arriviamo lassù, se lo sa, ci dà una scinellata.
di Gesù, Gesù so che ci vede, ma Gesù è buono, io confido nella sua bontà. Ma Paolo è un collerico 100%, quindi se Paolo sa che noi abbiamo questi mezzi, ma che non serviamo la Chiesa come potremo, e invece di mandare un messaggio, una telefonata o fare qualcosa per promuovere il Vangelo, per servire la Chiesa, passiamo un'ora a fare così. Quando arriviamo lassù è meglio che siamo rivestiti dell'armatura del cristiano, perché ci sarà da combattere con Paolo. E fratelli, la Chiesa è il primo luogo in cui noi possiamo servire. E sì, nella nostra Chiesa locale, ma ci sono chiese, o ci devono essere chiese ancora più piccole di cui tutti quanti noi facciamo parte, che sono le nostre case, dove 2 o 3 sono uniti nel nome di Gesù, lì c'è una Chiesa. Quindi se nella tua casa il nome di Gesù è sovrano, lì c'è una Chiesa. E lì è il primo posto in cui tu e io dobbiamo servire. Dobbiamo servire la nostra moglie, i nostri figli, dobbiamo servire i nostri mariti. E servire significa esortarli, rialzarli. Servire significa preoccuparsi delle loro necessità. Servire significa fare quello che abbiamo fatto con quella famiglia, benedendo la vita delle persone della nostra casa. In primo luogo, la nostra prima chiesa locale è la nostra famiglia. E poi da lì diventa questa, la B-Church o qualsiasi chiesa di cui fai parte o farai parte. E da qua ancora di più, e ogni chiesa, se tutti quanti veramente collaborano e vivono questo, formeremo una chiesa universale fortissima per Gesù, un regno di Dio come Gesù vuole che sia. Ma questo è il primo luogo, la Chiesa è il primo luogo in cui noi possiamo compiere la nostra missione. Versetto 25. Andiamo a capire qual è la nostra missione. Di questo io sono diventato servitore secondo l'incarico che Dio mi ha dato per voi di annunciare nella sua totalità la parola di Dio. Cioè il mistero che è stato nascosto per tutti i secoli e per tutte le generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi. Pensate che descrizione pazzesca qua fa Paolo. Per la Chiesa io sono stato, mi è stato dato l'incarico di annunciare la totalità della parola di Dio, ossia quel mistero che è stato nascosto a tutti, è stato nascosto a tutti i secoli, a tutte le generazioni, è stato nascosto a Abramo, a Isacco, a Giacobbe, a Davide, a Salomone, ai profeti, è stato nascosto a tutti. Ma versetto 27, ma Dio ha voluto fare ora conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra gli stranieri, cioè Cristo in voi, speranza della gloria. Questa è la ricchezza di questo mistero, un mistero che è stato nascosto per tutti i secoli, e qual è la missione di Paolo? La missione di Paolo, qua ha detto io sono stato chiamato per predicare la totalità del Vangelo. Poi non vuol dire che Paolo andava di chiesa in chiesa a predicare da Genesi a Apocalisse, non è questo quello che significa la totalità del Vangelo. La totalità del Vangelo è Cristo. Cristo è la totalità del Vangelo, Cristo è la pienezza del Vangelo, è la speranza della gloria che noi abbiamo quando Cristo vive in noi, lì è la totalità del Vangelo. Questo è il mistero che è stato nascosto per tutti i tempi e sembra una pazzia, e veramente il Vangelo sembra una pazzia. Com'è possibile che noi siamo il Tempio dello Spirito Santo? Com'è possibile che lo Spirito Santo abiti in noi? Com'è possibile che la totalità della parola di Dio, ovvero Cristo, abiti dentro di noi? Sembra una pazzia. L'altro giorno ero in macchina con Liam e Benjamin. E Liam mi ha fatto quella domanda, Liam ha 6 anni, mi ha fatto quella domanda che tu speri arrivi il più tardi possibile nella vita di un bambino. Peggio, perché ha messo 2 opzioni. Ha detto: papà, ma chi mi ha fatto nascere? E mi ha dato 3 opzioni. È stato Dio? È stata la mamma? O è stata una scimmia?
E io lì ero in macchina, non volevo stare tanto, perdere tempo, devo spiegare l'evoluzione. Non è il caso in questo momento, scartiamo subito la parte della scimmia, non stiamo neanche a commentare. È stata la mamma, non volevo neanche entrare in tutto questo discorso, a 6 anni, non mi sembra il caso, passiamo avanti. Diamo la risposta più semplice e più giusta. È stato Dio a farti nascere. E Elia mi fa, ma com'è possibile che è stato Dio? Come fa Dio a entrare nella pancia della mamma? E ci pensiamo, ma è questo quello che Paolo sta dicendo qua, è questo il mistero che non è mai stato rivelato fino ai giorni nostri. Cristo abita in noi, o Cristo può abitare dentro di noi. E Cristo che abita in noi significa salvezza. Cristo che abita in noi significa sovrannaturale. Cristo che abita in noi significa tutto nella nostra vita. Questa è la rivelazione più grande che Dio ci ha dato. E oggi la nostra missione non è diversa da quella dell'Apostolo Paolo. È far conoscere alle persone che Gesù può abitare dentro di noi. E che attraverso questo Gesù che abita in noi possiamo raggiungere la vita eterna, la speranza della gloria. Questa è la nostra missione. Come compiere però questa missione meravigliosa? Versetto 27, Dio ha voluto far conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero tra gli stranieri, cioè Cristo in voi, la speranza della gloria, che noi proclamiamo, esortando ciascun uomo e ciascun uomo istruendo in ogni sapienza, affinché presentiamo ogni uomo perfetto in Cristo. Quello che Paolo letteralmente qua vediamo che faceva per promuovere questa notizia che Gesù può abitare dentro di noi è la predicazione della parola. Noi dobbiamo predicare la parola, noi dobbiamo portare la parola. Dio nella sua pazzia del Vangelo ha deciso di mettere la fede nel cuore delle persone attraverso la predicazione della parola. Questo è il modo attraverso cui noi possiamo portare questo messaggio che Cristo può abitare in noi, attraverso la parola, istruendo, esortando, correggendo. Ma c'è sicuramente un altro modo che tutti quanti noi sappiamo e che Paolo attuava per portare questa notizia. Paolo ci dice: siate miei imitatori, come io lo sono di Cristo. Paolo ci dice: fate come me. Perché? Perché Cristo abitava in Paolo. E se noi siamo imitatori di Paolo, vuol dire che siamo imitatori di qualcuno che ha Cristo in sé. In che modo noi possiamo portare le persone a capire che con Cristo la vita è un'altra cosa, che con Cristo c'è la salvezza, che con Cristo c'è il sovrannaturale? In che modo? Dobbiamo fare mostrare il Cristo che abita dentro di noi. Ma io ti faccio una domanda: se oggi una persona guarda te, vedrà Cristo in te? Se oggi una persona guarda le tue attitudini, vedrà Cristo nelle tue attitudini? Il discorso è quello che tutti quanti noi sappiamo: il miglior modo per predicare il Vangelo è essere un esempio. Un grande predicatore degli anni passati diceva che il Vangelo che oggi le persone leggono siamo noi, e effettivamente siamo noi. Siamo noi le persone, siamo noi il Vangelo che il mondo leggerà. Il mondo non andrà a prendere la Bibbia per leggere in quelle lettere, in quelle parole, chi è Gesù, che cosa ha fatto Gesù, perché dovrei volere Gesù in me. Ma se le persone guardano noi, che cosa vedranno? Saranno impulsionate a desiderare questo Gesù. C'è una frase bellissima di uno scrittore francese che noi abbiamo all'interno del corso Seguitemi, che dice così: se vuoi che delle persone costruiscano una nave, non insegnargli come fare, insegna loro a desiderare l'immensità del mare. Perché se loro desidereranno l'immensità del mare, allora loro stesse si metteranno a costruire questa nave.
non è diverso per noi. Se vuoi portare una persona a desiderare di avere Cristo, sai, forse la tua conoscenza biblica non ti servirà. Forse le tue ragioni bibliche, teologiche, dottrinali non ti serviranno. Ma porta loro a desiderare di avere Cristo. E in che modo potranno desiderare di avere Cristo? Guardando noi, guardando una vita cambiata, guardando il nostro modo di camminare, guardando come si comporta una persona salvata, guardando quali sono le attitudini di noi cristiani. Ma per questo io ti chiedo, se oggi le persone guardano te, vedono il Cristo che abita dentro di te, o vedranno te e basta? Se noi vogliamo portare persone a desiderare questo Gesù, dobbiamo essere come un apostolo Paolo che dice: imitate me, perché Cristo abita in me. Tu saresti disposto oggi ad andare dal tuo collega di lavoro, quello che non è credente, andare dal tuo parente, quello che non ne vuole sapere di venire in chiesa il sabato sera, a dirgli: imita me, perché io ho Cristo dentro di me e quindi mi comporto da cristiano, sono cristiano, vivo da salvato. Come dice Davide in un salmo: innalzo il calice della salvezza. Tu riusciresti a dire questo? Saresti disposto? Fratelli, se noi vogliamo che le persone desiderino avere Cristo dentro di loro e quindi possiamo compiere pienamente questa missione, quello che dobbiamo fare è mostrare il Cristo che abita dentro di noi e vivere la vita che Cristo vuole che noi viviamo. Questo è il modo che noi abbiamo. Guardando te, le persone desidererebbero Gesù, desidererebbero vivere la vita dei cristiani. Questa mattina mi sono svegliato molto presto e per preparare la predica, io non so come sono i vostri figli. I nostri figli sono veramente particolari. Quando c'è scuola non si svegliano in nessun modo la mattina, ma i giorni che non c'è scuola alle 7 tardi sono già in piedi. È assurdo. E io questa mattina mi sono svegliato presto per preparare la predica e Liam alle 6:50 si è svegliato. E è venuto da me e la prima cosa che mi ha chiesto è stata: giochiamo? E no, dai, adesso devo preparare la predica, sto studiando. E dopo 2 minuti torna: dai papà, giochiamo. No, Liam, dai, sto preparando la predica adesso. Però quando ho detto questo, subito lo Spirito Santo, sai, quando ti stringe dentro, no, la pancia, e mi ha detto: ma cosa stai facendo? Pensi che un giorno, quando crescerà, Liam desidererà questo Gesù che oggi sta facendo sì che lui non abbia questo momento di divertimento? Questo Gesù che ti impone di preparare una predica invece di giocare e divertirti con lui. È questo quello che sto dicendo, fratelli. Le persone oggi, vedendo il Gesù che c'è in te, lo desidererebbero. Desidererebbero vivere e avere questo Gesù e la salvezza che deriva da Lui nel loro cuore. Ti chiedo di alzarti in piedi, dai, che è già un po' tardi, i bambini avranno caldo, che stanno uscendo al fresco, così andiamo verso la fine del nostro adorarti. Group of lode. Come compiere la nostra missione.
nella pratica è questo: predicare la parola affinché le persone possano ricevere Gesù nel loro cuore e ancora di più vivere come Cristo vuole che noi viviamo, mostrando questo Gesù che abita in noi e in questo modo ispirando, contagiando persone a desiderarlo nel loro cuore. Ma vi dico un segreto. Teologicamente, a partire dal nostro amico Adamo, noi non abbiamo la possibilità, nel senso spirituale, di compiere del bene. Noi viviamo in uno stato di depravazione totale. Noi uomini non abbiamo la possibilità di compiere questa missione. Io e te non abbiamo la possibilità di compiere questo. Tu puoi essere bravo, intelligente, forte, seducente, furbo, puoi avere tutte le qualità migliori del mondo, ma tu non puoi compiere questa missione. E io non posso compiere questa missione. Per questo al versetto 29 Paolo finisce questo testo dicendo così: a questo fine, per questo obiettivo, per questo scopo, io mi affatico, combattendo non con la mia, ma con la sua forza, che agisce in me con potenza. Come compiere la nostra missione? L'unico modo per compiere la nostra missione è renderci conto che noi non la possiamo compiere. L'unico modo per riuscire a fare questo, raggiungere questo obiettivo di portare persone a vivere Cristo in loro, è affidarci completamente a Dio. È dire: Dio, io non sono capace. Tu sei forte, io sono forte. Quando siamo deboli, quando ci umiliamo, quando diciamo: Dio, io non posso, tu puoi. Se la tua potenza agisce in me, allora sì, altrimenti no. In te posso ogni cosa, ma in me non posso niente. Quando sono debole, allora sono forte, perché è la tua grazia che mi fortifica, è il tuo spirito che mi dà la forza. Vuoi essere in grado di compiere pienamente questa missione? Allora sii abbastanza forte da riconoscere che non sei forte. Sii abbastanza forte da riconoscere che non sei forte e che tu hai bisogno di Gesù, che tu hai bisogno della sua grazia, della sua potenza, di quello spirito che abbiamo cantato prima. È stato completamente ispirato da Dio questo tempo di lode, perché in ogni lode abbiamo chiesto a Dio che lo Spirito Santo potesse venire ad agire, a bruciare dentro di noi. E fratelli, non c'è modo di compiere la missione che Dio ci ha affidato se non per mezzo del suo Spirito, se non per mezzo della sua grazia, se non per mezzo della sua potenza che agisce dentro di noi. Io e te non possiamo, ma a partire dal momento che riconosciamo che abbiamo bisogno di Lui, a partire dal momento che lo invochiamo nella nostra vita, che andiamo ai Suoi piedi e che diciamo: Dio, io mi inginocchio davanti al Tuo Spirito, io mi inginocchio davanti al Tuo volere, io sono debole, ma con Te posso ogni cosa. Questo è quello che noi dobbiamo fare, e se noi riusciamo a essere abbastanza coraggiosi, abbastanza forti o abbastanza umili da riconoscere che la nostra forza viene solo da Dio, allora fratelli, non ci sarà niente che ci impedirà di raggiungere così tante anime che la terra stessa non le potrà contenere, e che Gesù dovrà ritornare così presto, perché il cielo dovrà essere riempito dalle anime che noi avremo portato a Lui. Questa è la nostra missione. Il modo per farlo è attraverso la potenza che viene da Dio. Invochiamo e ricerchiamo sempre questa potenza nella nostra vita. Amen.
Amen. Lodiamo insieme, clamiamo il nostro Signore Gesù e invochiamo la sua potenza su di noi. So che mi chiami per camminare nella certezza di ciò che non vedo, realtà invisibile che mi fa andare oltre ciò che è tangibile. Oh, non per ciò che vedo, ma per ciò che credo io. Fisso lo sguardo sull'altare e consumatore della mia fede. So che mi chiami per camminare nella certezza di ciò che non vedo, realtà invisibile che mi fa andare oltre ciò che è tangibile. Oh, non per ciò che vedo, ma per ciò che credo io. Fisso lo sguardo sull'autore e consumatore della mia fede, non per ciò che vedo, ma per ciò che credo io. Fisso lo sguardo sull'autore e consumatore della mia fede. Fissa l'eternità in me, Gesù, tutto è momentaneo qui, la ricompensa sei tu, la mia ricompensa sei tu. Fissa l'eternità in me, Gesù, tutto è momentaneo qui, la ricompensa sei tu, la mia ricompensa sei tu. Fissa l'eternità in me, Gesù, tutto è momentaneo qui, la ricompensa sei tu, la mia ricompensa sei tu. Non per ciò che vedo, ma per ciò che credo io. Fisso lo sguardo sull'autore e consumatore della mia fede, non per ciò che vedo, ma per ciò che credo io. Fisso lo sguardo sull'autore e consumatore della mia fede. Fissa l'eternità in me, Gesù, tutto è momentaneo qui, la ricompensa sei tu, la mia ricompensa sei tu. Fissa l'eternità in me, Gesù, tutto è momentaneo qui, la ricompensa sei tu, la mia ricompensa sei tu. Fissa l'eternità in me, Gesù, tutto è momentaneo qui, la ricompensa sei tu, la mia ricompensa sei tu. Non per ciò che vedo,
perciò che credo io. Fisso lo sguardo sull'autore e consumatore della mia fede, non per ciò che vedo, ma per ciò che credo io. Fisso lo sguardo sull'autore e consumatore della mia fede. Fisso lo sguardo sull'autore, fisso lo sguardo sull'autore, fisso lo sguardo sull'autore e consumatore della mia fede. Fissiamo lo sguardo su Cristo, colui che può darci la potenza di compiere appieno la nostra missione e di compierla con successo. Rafforziamoci nel suo spirito, rafforziamoci nella sua grazia, confidiamo in lui, perché chi confida nell'Eterno è come il monte di Sion che non traballa. Confidiamo in lui, perché chi confida in lui rinnova ogni giorno le sue forze e si alza in volo come un'aquila. Questa è la potenza che viene da Dio, è una potenza che lui ci vuole dare, è un fuoco che lui vuole versare e versare e versare sulla sua chiesa, e è quello che ci permetterà di compiere la nostra missione per la gloria di Dio. Amen. Facciamo un altro applauso al nostro Signore Gesù, che merita tutta la nostra lode, tutta la nostra adorazione, onore, gloria e potenza al nome di Gesù Cristo, colui che abita in noi, la speranza della gloria. Amen. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Non vedo l'ora che sia sabato prossimo per il prossimo adorarti, ma sono le 10 e dobbiamo andare verso la conclusione di questa serata. Prima di terminare festeggiamo i compleanni dell'ultima settimana. Sonia, Tai, Johnny, Renata, Aumir, tutte donne, non c'è nessun uomo che ha compiuto gli anni. Fernando? No? Finish? Qualcun altro? Basta? Nessuno che si sta nascondendo? No? Allora possiamo stendere le nostre mani verso di loro per benedire la loro vita questo nuovo anno. Signore Gesù, mettiamo davanti a te oggi come Chiesa la vita di queste nostre sorelle, di Renata, di John, di Sonia, di Tainara, affinché, Signore, tu possa riempire questo nuovo anno che hai messo davanti a loro con le migliori benedizioni che io credo per fede tu hai già preparato sulla loro strada. Che gioia, pace, amore, che prosperità, che vittoria possano riempire questo nuovo anno, ma soprattutto che la tua presenza possa essere sempre con ognuno di loro. E per questo ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri a voi, tanti auguri
sì, se ve lo stavate chiedendo, le via la maglietta di Spider-Man. Amen. Possiamo fare così con le nostre mani per ricevere una benedizione da portare nelle nostre case, nelle nostre famiglie, che è la nostra prima chiesa, chiedendo che la gioia del nostro Signore, che la sua allegria possano riempire la settimana delle nostre famiglie, chiedendo che la pace che viene da Lui possa essere con tutti quanti noi, che la sua presenza possa essere con tutti quanti noi, e chiedendo che l'amore di Dio Padre, che la grazia di suo Figlio Gesù Cristo e che la comunione con lo Spirito Santo possa essere con tutta la Chiesa. E in quanti siamo? Noi siamo... Dio vi benedica, c'è coscienza.